Oh, ok. Anche tu ti siedi, tu sei qua? Ci do davvero un po' sia la gente. Anche lei? Sono sconosciuto. Anche la testa del tuo perché viene con la gente, poi così. No? Oh, adesso che abbiamo sistemato il pubblico. Buonasera a tutti. Pensate sempre una cosa un paio di voglia e subito ringraziamento alla vostra sindaca fantastica e grazie per aver invitato, per averci accolto. Siamo dopo le festività natalizie ma ancora all'interno di questa atmosfera natalizia e allora vi porteremo un pochettino in un viaggio nel gospel e nella musica anche di tradizione natalizia. Come si tocca, come si dice, come si deve. Abbiamo iniziato con Jesus Promise, che è un gospel abbastanza tradizionale come modalità per essere contemporanea, che dice delle parole molto belle, perché non parla inglese traduco un po' di cose. Gesù ha promesso che si prenderà cura di me. Noi iniziamo con questo gospel, con queste parole, con questo primo messaggio, perché noi vogliamo prenderci cura di voi e vorremmo che voi vi prendeste cura di noi. Quindi sappiate che il gospel non è una cosa che si ascolta, è una cosa che si vive, perché è una forma di preghiera anche molto reagita. Tutto ciò che faremo è legato alla spiritualità, ai nostri sentimenti, alle cose belle che dobbiamo ricercare nella nostra vita, quindi l'amicizia, l'accoglienza, la tolleranza, il perdono. E quindi durante questa sera vi lasceremo alcuni messaggi di questo tipo. Però parliamo un pochino di storia del gospel. Allora il prossimo gospel che faremo in realtà è uno spiritual. Gli spiritual vengono scritti più o meno nell'Ottocento, fine dell'Ottocento, sono i canti degli schiavi che si liberano. E con questa libertà noi continuiamo il discorso della promessa, che questo brano dice: io apro la mia bocca, canto, vado dove mi dice il Signore, non mi guardo indietro, perché voglio andare avanti e vedere cosa sarà la mia vita. Quindi una dimostrazione, una promessa di fiducia. I open my mouth.
abbiamo scelto il testo, l'inizio di un brano che si intitola The Lord is blessing me, che vuol dire il Signore mi benedice. E dice: quando mi amo this morning, mi sveglia al mattino, io mi preparo e vado per quella strada. Quindi il tema un po' all'inizio rimane questo, di una promessa e di fiducia. The Lord is blessing me è un brano nuovo per noi, l'abbiamo inserito nel repertorio di questo, chiamiamolo tour, anche se non ci piace parlare di concerti e tour, ma ci piace parlare di incontri e di comunità in cui condividiamo dei momenti. Abbiamo deciso di inserirlo proprio quest'anno, l'abbiamo studiato negli ultimi 2 o 3 mesi, non che ci vogliono 2 o 3 mesi a studiare il corso, ci vogliono 2 o 3 anni. The Lord is blessing me. Blessing me.
da un musicista tedesco che si chiama Franz Huber, si chiamava, il centenario si chiamava Franz Huber, musicista tedesco. Il brano nasce col titolo di Stille Nacht, ma poi viene tradotta, e questo è il suo record mondiale, viene tradotta in tutte le lingue del mondo. E l'informazione che trovate su Wikipedia speriamo che sia attendibile. Però ci sono le versioni di questa canzone, da Stille Nacht è diventata Silent Night per i paesi anglofoni, è diventata Tu sei lì, è diventata Noce del Pass, e poi le altre lingue non le so, ma per questo anno mi studio magari il titolo in indiano, in giapponese, in tutte le lingue in cui è stata tradotta. In Italia è stata tradotta ma anche riscritta una poesia ed è diventata la famosa Astrice. Siccome avevo detto che il gospel, anche se questo brano non è gospel, lo facciamo diventare noi come vivendo insieme, quindi voi è un brano che conoscete, potete cantarlo insieme a noi, anche se dite le parole in italiano, anche se dite solamente o a noi ci piace, e se sapete anche Silent Night, potete cantare insieme a noi. La solista sarà Cristina.
cosa. Siamo accorti che abbiamo un sacco di foto di quando ci vestiamo, di quando facciamo le prove, poi la cosa non abbiamo fatto. Nessuno, quindi se le fatte, così quando siamo tutti intonacati, fine. Poi ce le dovete condividere. Come? Noi abbiamo il libro del Buc. È un libro che dal 2003, 6 anni, stiamo portando in ogni nostro incontro. In questo libro nella prima pagina ci sono i QR code, potete scanalizzarli e trovate le nostre pagine social, sia Facebook sia Instagram. Non so come funziona Instagram, devo fare che funzioni. E ci dovrebbe essere anche un foglietto. L'abbiamo perso il classificato. Però questo libro ha un'altra funzione. Qui abbiamo già scritto la data di oggi. La funzione è questa: noi cercheremo di lasciarvi dei messaggi, delle preghiere, delle cose, però vorremmo anche i vostri messaggi e noi li leggiamo tutti. Stiamo anche pensando se fare, quando finiamo il libro, una sorta di post con le foto dei messaggi che ci sono piaciuti di più o che ci hanno trasmesso, quasi tutti in realtà, perché ci piacciono tutti, quindi probabilmente faremo un post con 87.000 foto, con tutti i messaggi che ci sono stati scritti in questi 3 anni. Può essere un messaggio per noi, ma vorremmo che vi sentiste liberi, perché abbiamo detto che il gospel è la musica dei liberati. Sentitevi liberi di scrivere anche qualcosa che con noi non c'entra niente. Può essere un messaggio verso qualcuno che volete bene, verso qualcuno che avete perso, verso qualcuno che volete trovare o ritrovare. E quindi può essere anche semplicemente una preghiera. E noi ogni volta che portiamo questo libro in giro e che cantiamo il nostro gospel, noi ogni volta faremo una preghiera per le persone che sono racchiuse qui, che siamo noi, che siete voi, perché qui vi porteremo con noi appresso anche per i prossimi giorni, o che sia una persona che è nel nostro cuore, sarà anche nel nostro libro, e noi siamo felici così, perché ci piace portarci in giro il cuore della gente, un po' l'abuso, e ci dobbiamo i cuori vostri, speriamo. Ve lo lasciamo qua, nella prima fila, però alla sfida. Però io faccio non è obbligato un messaggio, ma a volte questo messaggino non ci piace, noi poi ma li leggiamo tutti, è una bella cosa che ci portiamo presso noi, di modo che questo momento che viviamo insieme non finisca qui, ma che continui anche nei prossimi giorni e nei prossimi anni. Ora invece vi facciamo ascoltare un brano che è tratto da un film che ho avuto occasione di vedere qualche anno fa, in realtà non so volte. Questo film è un film un po' sconosciuto, si intitola Sister Act. Sconosciuto, non lo conoscevi? Quest'anno no, non l'hanno dato Sister Act. Da Sister Act 2 abbiamo preso il brano Joyful, perché è in questo momento della scaletta? Perché anche questo è un pezzo di storia, perché in realtà il tema di Joyful è l'inno alla gioia di Beethoven. E quindi un brano scritto 2 secoli fa anche lui. E in questa versione qua avremo un paio di solisti. Adesso devo fare la distribuzione dei gelati. Non mangiatevi. Che lo fa? Non vi sticiate, pensateci. Abbiamo 2 rapper, quindi. E poi abbiamo Cristina, Emanuele e poi avremo Daniela. Anche questo brano per noi è importante perché l'abbiamo messo su in questi ultimi mesi e ad aiutarci a metterlo su è venuta la direttrice di un altro coro che purtroppo non ha più il coro, nel senso che non lo dirige più, e allora l'avremo coinvolta un po' con noi, è diventata un po' una nostra mucca, nonostante sia cristanese, no? Certamente. E con noi però le vogliamo molto bene, è un pensiero, lo facciamo anche per Maria Rosa. Lei ci ha insegnato questo brano e quando ci ha sentito ha detto mamma mia che ho perso tempo, aspettate. King of glory, Lord.
Le canzoni natalizie nella tradizione anglosassone si chiamano le carole e le carole furono scritte tra il 700 e l'800, anche alcuni più moderni, poi magari sto dicendo andate a casa, però non lo sapete, scusate, va bene, va bene. Queste carole sono quei brani che nei film vediamo cantare da un gruppo di persone che vanno in giro per le case e magari in cambio di una cioccolata, in cambio di un regalo, di qualcosa da mangiare, no? Di un'offerta, cantano le canzoni natalizie, allenando le case, facendo praticamente un Natale a domicilio, concerti a domicilio, il delirio della musica. Questa è una maglietta che devo dire. Questa è l'Europa, ricordatela, me la devo dimenticare, mi devo scrivere le cose da dire, più bello di giorno in giorno, però il pantalino Joy to the World è una di queste parole e noi abbiamo scelto una componente, un musicista gospel che si chiama Giuseppe Pace o Joe Pace, come si chiama, e ha scritto tantissimi gospel per coro, lavora molto con la coralità. Noi abbiamo avuto anche l'onore di conoscerlo in uno dei workshop, dei seminari a cui partecipiamo come coro per imparare questa musica, questa energica preghiera che il gospel è, che non fa parte della nostra tradizione, ma dobbiamo ovviamente conoscerla. Joy to the World. Receive the
la gestualità gospel. Nella gestualità gospel ovviamente ci sono tutti questi alzare le mani, e alziamo le mani perché magari abbiamo che alziamo le mani nel testo che stiamo cantando. Questa cosa succede anche in un brano che è stato scritto da Richard Smallwood, che è un musicista gospel, un grande preacher, un grande personaggio, ha scritto tantissimi gospel molto belli, una persona con umanità, da quello che ci ha detto, chi l'ha conosciuto, noi non abbiamo fatto purtroppo in tempo perché è morto il 30 di dicembre. Ha scritto questo brano che si intitola Total Praise, una preghiera totale, e noi lo vogliamo dedicare non solo a lui che ci ha dato questo grande capolavoro della musica, ma anche a tutte le persone che magari ci hanno lasciato. Okay? Quindi nel vostro cuore potete dedicarla alle persone care per voi. È normale nella vita perdere le persone. Se le perdiamo perché sono chiamate è un conto, se le perdiamo quando sono anziane ci fa male, ma fa parte del percorso della nostra vita. Ma se abbiamo lo sguardo rivolto verso il cielo e sappiamo chiedere aiuto alle persone care, allora possiamo accogliere anche le assenze con tutta praise. Facciamo questo. Thank
Politicamente strumentissimo. Quando lo volete. Ovviamente Totopres ci coinvolge tanto, un po' sempre. Adesso volevo coinvolgervi con una di quelle gestualità gospel, così facciamo un pochettino scaldare. Perfetto, cavolo. Si sta bene? Possiamo spegnere il riscaldamento? No! Scommettate che dopo il prossimo brano, se partecipate con noi, mi chiederete di spegnere il riscaldamento per sul mano. Il brano si intitola Now is the time to worship the Lord, vuol dire ora è il momento di pregare, di lodare il Signore. In questo brano a un certo punto facciamo una gestualità, una sorta di coreografia che adesso vediamo voi. È semplice. Noi diremo a un certo punto che solleviamo le mani, quindi facciamo tutti con me, non fatemi trattare da bambini, solleviamo tutte le mani, poi dice i monti, Zion, Mount Zion, gioiscono, e poi dice with my hand lifted high, let Mount Zion rejoice with me. Di nuovo, qualcuno non sapete mica mi avvicino. With my hand lifted high, let Mount Zion rejoice with me. Sto facendo. Sto pronto. Now is the time. Now is the time.
Evil, tradotto, anzi riarrangiato in chiave moderna, ed è stato riarrangiato da un musicista svedese. Questo ha dimostrato il fatto che il gospel non è quasi più, anzi non lo è più, chissà, una musica solamente americana, ma è un patrimonio anche europeo. In Europa ci sono tantissime comunità gospel, sia in Inghilterra sia nel nord Europa, ma ci sono tantissimi cori che stanno uscendo delle comunità gospel anche in Italia. Pensate che in Italia è stato fatto un censimento un paio di anni fa, 400 cori che fanno gospel. Poi i cori nascono, noi stiamo esistendo da 9 anni, non perché belle persone, anche perché moltissime sono del Molese, quindi abbiamo Bitti, Brune, Nuoro, Artigiani Nuoro, Oniferi, una percentuale di Barbaggio, di Baronia, c'è anche gente di Sassari. Ma il coro, sempre un piede, però le comunità e i gospel stanno nascendo e sempre di più cerchiamo di portare questo forte messaggio di lode così energica e di amore totale, come cerchiamo di trasmettere anche nei nostri incontri. Lord and Night Change, nell'arrangiamento di questo musicista svedese che si chiama Daniel Steinbeck, ha inserito nei band, che sono le posizioni che fanno i settori separati, nella parte dei contralti ha inserito le parole di un altro spiritual molto bello che nasce da un inno che si intitola Amazing Grace, che siccome ne conoscete, Amazing Grace, ha inserito il pezzettino che dice: io ero cieco e non avevo, ha messo i miei passi su un terreno stabile, ero cieco e non avevo, vuol dire ho aperto gli occhi, perché lui mi ha preso e mi ha portato bene. Avremo una solista dopo un anno in Svezia, ma il brano non ce l'avevo da prima, Claudia. Change.
la Revelation, non eravamo molto nascosti scegliendolo. Questo brano si intitola Revelation 91, però è importante perché è un brano che viene cantato da praticamente tutti i cori che conosciamo italiani, quindi del nord Italia, ne conosciamo parecchi, ci incontriamo una volta o due all'anno con una fede gospel corale che ci raccoglie tutti ed è conosciuto ormai in tutto il mondo. Ci sono tantissime versioni di questo brano. Pensate, un brano nato per caso. Un organista di chiesa stava suonando e il parroco, il prete, il pastore, si avvicina e vede davanti alla Bibbia, capitolo 19, versetto 1 del libro della Rivelazione, che poi è la nostra Apocalisse, e gli dice: maestro, suoni questo brano. E questo musicista, che si chiama Jeffrey Lavalli, dice: ma io questo brano non esiste, inventate. E allora questo organista sì, così il parroco viene a me con la chitarra, non viene a suonare il piano, e lui dice: si è inventato Revelation. Qualcuno l'ha registrata, l'ha memorizzata e poi è stata riarrangiata in tantissime versioni, perché è un brano che entra nel cuore, fa parte di quella serie di canzoni gospel che si chiamano worship song. Sono un po' come il nostro rosario, come i mantra dei buddisti, sono quelle ripetizioni che poi scavano e cambiano. Revelation è un po' così e noi ve lo vogliamo insegnare. Le parole sono semplici: alleluia, guarda l'italiano su Laura, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Alleluia, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. Hallelujah, salvation and glory, honor and power to the Lord our God.
in realtà le altre poesie si chiama Melody, secondo me è sardo, però lui dice di essere italiano. Un giorno ho detto, voi potete studiare tutti i gospel più fighi, più anche però quando fate Happy Day, in realtà Happy Day nell'immaginario, anzi nella nostra conoscenza, perché anch'io pensavo fosse così, è un brano natalizio. In realtà solo in Europa, anzi ancora di più in Italia, ma in Europa ancora un po' di questo. Infatti gli americani, quando vengono a cantare qua, lo fanno dicendo anche per voi una canzone natalizia. Per un anno ce la fanno sentire. In realtà Happy Day è stata scritta per una cresima, quindi per una conferma del battesimo, per una scelta. Il giorno felice è la scelta prima di tutto di far parte di una comunità. Quindi il giorno felice è quello, per estensione poi è diventato un brano di Pasqua e poi per estensione Happy Day per gli americani e anche per noi. È la canzone da fare in un giorno felice, quindi a me non ci interessa se oggi è Natale, se oggi è Pasqua, cioè non ci interessa, ma quello che ci interessa è che oggi siamo insieme. E allora quando siamo insieme per vivere dei momenti, per a volte imparare delle cose, semplicemente per divertirci, per ballare, per battere le mani, a volte anche quando ci troviamo per le coppe, sono tutti quei happy day che fanno in modo che la nostra vita sia più bella, che sia più ricca, perché è ricca della presenza delle altre persone. E allora ha bisogno, perché ne ha bisogno proprio strutturale, della nostra voce. Ne abbiamo fatto cantare, e qualcuno l'ha cantato, un brano che non avevate mai sentito prima, ma che spero che andiate a cercare su YouTube per Revelation 19:1, perché è stupenda, da vedere. Happy Day, invece lo sapete tutti. Facciamo le prove. Oh, happy day. Dimmi sono. Dimmi, di nuovo. Oh, happy day. Di nuovo, ancora più largo. Sentitevi come liberi. Liberi. Oh, happy day. Oh, happy day. Sapete? Oh, happy day. Oh, happy day. C'è una frase un po' difficile che ho conosciuto in lingua e ho imparato negli ufficiali. When Jesus walks. La sa. Mica mi metto nel corpo. When Jesus walks. Anche se dice, when Jesus walks. Sappiamo che perché il Signore ha lavato via the sin dalla mia pelle. He was the sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. No, le prove le devo fare. Ma se volete, quindi che non voglio che non volete la verità. Quindi bella nuova così. Però, penso che ha studiato dentro e sempre quando si dice. Ha
altri si impegnano tantissimo. Adesso metteremo i passi e le settimane e la nostra super band. Marco, Jacopo, Giuseppe e Fabrizio che fa parte finalmente della nostra band, ma è il musicista che abbiamo ormai da anni ad accompagnarci e quindi grazie. E stai riuscendo a avere delle dinamiche con questa batteria, grazie, perché stai suonando strabella. Non è facile se fanno piano una batteria in chiesa, e lui sta suonando. Grazie, microfoni con Andrea. Grazie a Pietro che ci ha insegnato le dinamiche di Nathan Ray. Ci stavo per chiamare il leader. Grazie a Marco. Don Antonio, seguito. Grazie per l'accoglienza e grazie ovviamente a tutti voi, anche all'autista che ci porta. Non abbiate paura, Oh, happy! Ma mi devo far ridere da loro. Ho fatto... Oh, vabbè, happy! Eccolo, thank you so much! Gli ultimi messaggi che vogliamo lasciare. Il primo era chiuso in una canzone che nasce come canzone gospel e diventa gospel perché il testo è tratto dalle scritture e quindi dice io lo seguirò e non ci sarà montagna abbastanza alta né mare abbastanza profondo da impedirmi di andare dove l'amore, dove il Signore mi dice di andare, dove la mia missione come persona che amo. Ma aspetta. No, potete, qui siamo liberi, potete urlare. Siamo liberi. Se no arriva da lì e fa lasciate che i bambini chiacchierino a messa. Non è una messa, potete chiacchierare. Allora questa canzone diventa così un gospel grazie al testo. Anche questa, per chi parla inglese, l'avrà riconosciuta, si intitola I Will Follow Him, io lo seguirò. Noi abbiamo la nostra Pupi bionda.
della prima ora e mezza. Paolo, c'è proprio. Allora, mi dice la sindaca che siete tutti invitati, non solo noi, tutti quelli qui presenti, tranne lui, non so cosa perché siete tutti invitati a un festival che sarà nella scuola elementare. Io scopriremo dov'è, se vedo voi, quindi per favore venite, che se non venite andiamo a casa vostra per seguire. Quindi ci vediamo poi dopo nella scuola elementare. Grazie per il quindi un altro ringraziamento. Prima di salutarci e andare a mangiare qualcosa insieme, lasciamo gli ultimi due messaggi del nostro viaggio. Il primo si intitola Jesus be a fence. Gesù è la mia fortezza. E allora il messaggio che vogliamo lasciarvi è quello di essere fortezza, ma anche quando non avete le forze per essere una fortezza, poter contare e quindi circondarvi di persone che vi amano e di persone che amate, ed essere anche voi capaci di andare nella fortezza di qualcuno per farvi proteggere. Non abbiate mai paura di chiedere aiuto, non abbiate mai vergogna di chiedere. Tanto i momenti difficili nella vita li passiamo tutti, e se ci sentiamo soli, quei momenti difficili diventano insormontabili. Se invece sappiamo di poter contare su qualcuno, e non solo, siamo anche consapevoli che qualcuno possa contare su di noi, allora questi momenti li sorpassiamo molto meglio. Non possiamo stare da soli. E questo si ricollegherà anche al prossimo messaggio. Jesus be a fence, il brano di Fred Hammond. Abbiamo anche qui un po' di solistamenti. Ma che dire? Uno e uno, basta. Quattro e uno. Consigli gelati. Quindi sentiremo tornarsi Daniela, poi Cristina e Barbara per Jesus be a fence. Gesù è la mia fortezza.
Pazienza, no, corre il rischio, ma magari qualcuno fa bene,
sia il nome di una donna, sia la radice della violenza, sia la persona che è stata violata o violentata. E questa manifestazione, che naturalmente vuole essere ed è da diversi anni un urlo di protesta contro la violenza sulle donne, ci ha dato una spinta in più questo brano. E allora abbiamo inserito un saluto finale, che è il saluto che diamo anche a voi. Un gesto che molte donne conoscono già e che tutte le donne dovrebbero conoscere, tutti i bambini dovrebbero conoscere e tutti gli uomini devono conoscere e soprattutto dovete riconoscerlo. Perché non è che se c'è una donna con il maltrattante a fianco vi può fare così, o vi può dire aiuto, mi maltratta e pigliare altre volte. Magari lo fa di nascosto, magari è un gesto piccolo che più è chiuso nel suo sguardo, ma era chiuso anche nelle sue mani. Allora dobbiamo stare attenti alle mani, non solo agli occhi delle persone. E allora con questo saluto ricordiamo a tutte le donne che subiscono violenza, ai bambini che subiscono violenza, alle persone che subiscono violenza. Dobbiamo ricordare che non sono sole e non saranno sole se tutti noi conosciamo questo grido silenzioso, questo gesto rumoroso che è questo gesto nuovo. E allora Pespina, non andiamo oltre, noi con questo vi salutiamo. Grazie ancora per la vostra accoglienza. Pespina, non andiamo oltre.
spettacolo spantoso, veramente bravo. Posso salutare da Visti TV, da questa bella serana colata in Onanie, qui sul gospel dell'Uvula. Adioso e a mezzo vedere a tutti.